Ciao a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in attesa oggi della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, che costituisce un vero e proprio potenziale tornante della storia e che potrebbe rendere per fortuna ancora più obsolete e sterili alcune manovre in corso dell'euroburocrazia. In attesa di questo stiamo però purtroppo capendo cos'è nei fatti quello che nella retorica si chiama Rearm Europe. Beh, né più né meno che Rearm Germany, il riarmo della Germania. Questo è che alle orecchie di chiunque abbia vagamente consultato il sussidiario di storia di quinta elementare non suona benissimo il riarmo tedesco, non ha, diciamo, dei precedenti storici confortanti, in primis per i popoli europei, ma su questo c'è una sorta di anestesia del dibattito. Cosa sta succedendo invece in queste ore? Anzitutto a Berlino, al Bundestag, va in scena una furbata che se l'avesse fatta un leader italiano di centrodestra ci sarebbero editorialisti pensosi, anime belle, dotti analisti col sopracciò in rivolta. Lo fa invece il serio leader teutonico, premier in pectore della CDU, Friedrich Merz, e come dire, tutto passa in cavalleria, però accade veramente qualcosa di irrituale per le dinamiche della democrazia tedesca, cioè accade che probabilmente il Parlamento uscente nelle ultime ore della sua attività, che per prassi è un'attività relativa agli affari correnti, alla normale manutenzione, invece nelle ultime ore della sua attività il Parlamento tedesco fu, a causa di un accordo politico tra i partiti che daranno vita all'ennesima grande coalizione che sosterrà appunto il cancelliere Merz, dovrebbero approvare una riforma epocale per la Germania, una modifica costituzionale addirittura, che sarebbe sostanzialmente la revisione dei limiti all'indebitamento statale sanciti nella Costituzione tedesca, noti come freno al debito, e che questo codice della Costituzione tedesca verrebbe eliminato da un Parlamento nelle ultime ore di vita. Questo perché? Perché nel nuovo Parlamento, visto che una modifica costituzionale richiede i 2/3 dell'Aula, Merz non li avrebbe perché la grande coalizione, oltre ad essere raccogliticcia da un punto di vista valoriale, è anche molto esigua in termini numerici. E quindi lui fa approvare un'epocale riforma costituzionale su un tabù del cosiddetto ordo liberalismo tedesco, che poi è sostanzialmente una mitologia dell'austerità, fa approvare questa riforma epocale da un Parlamento agli sgoccioli, con le carte truccate, perché è un Parlamento in cui, per esempio, la sua alleata SPD è ovviamente sovrarappresentata rispetto al consenso effettivo che ha dimostrato di avere oggi presso il popolo tedesco. E questo è un elemento fortemente inquietante. Un altro elemento non esattamente da sottovalutare è che il colosso dell'industria delle armi tedesco fin dalla fine dell'Ottocento, Rheinmetall, ha annunciato che è pronto a produrre carri armati, tank e mezzi per la difesa nelle fabbriche di Volkswagen. Allora qui non serve essere dei fini analisti, cioè qui i puntini sono già uniti, non c'è bisogno di unirli. Cioè sembra che il Rearm Europe sia l'ennesimo escamotage di loro signori per rimediare a un altro loro escamotage suicida che è stato il Green Deal, che ha devastato intere filiere produttive europee, tedesche in primis, quella dell'automotive in primis. Volkswagen recentemente ha annunciato un piano di riduzione di stipendi per 300 miliardi e di posti di lavoro per 35.000 unità, una catastrofe da un punto di vista economico e anche simbolico in Germania. Ebbene, ora sembra che si voglia salvare l'industria dell'automotive riconvertendola a industria del riarmo, tant'è che il principale colosso tedesco è pronto a produrre carri armati negli stabilimenti di uno dei principali colossi dell'automotive. Cioè, non siamo proprio nati ieri, magari l'altro ieri, ma ieri no. Qual è il punto allora? Il punto è che un piano che dovrebbe essere finanziato con i soldi di tutti i contribuenti europei, quindi anche italiani,
nasce con due obiettivi, diciamo. Da un lato, ovviamente, è una spinta verso le velleità imperialiste della principale potenza militare del continente, che è la Francia. Infatti ormai Macron parla come il referente di Zelensky, no? Come il leader militare del continente, in assenza di qualunque legittimazione dal continente medesimo, da un lato. Dall'altro il Rearm Europe e il Rearm Germany, perché sottende in modo neanche troppo mascherato a riqualificare l'industria tedesca a industria del riarmo, eliminando il tabù del debito, perché ora non fa più comodo alla locomotiva tedesca, e quindi lo si elimina nottetempo con l'ultima mezz'ora di vita del Parlamento uscente. Questo è lo scenario. Allora, in questo scenario ci sembra salutare, per chiunque tenga come bussa l'interesse italiano, dire che noi non ci stiamo, che i soldi dei contribuenti italiani non finanziano o le velleità bonapartiste francesi o le velleità di riarmo tedesche, che, ripeto, storicamente non suonano benissimo. Ed è quello che immaginiamo dirà oggi la Premier Meloni in aula, perché dirà che il governo e la maggioranza di centrodestra sono prontissimi a sostenere un efficientamento, un irrobustimento, un rifinanziamento superiore del comparto della difesa italiano, premiando industrie italiane che sono spesso d'eccellenza nell'interesse italiano. Ma il Rearm Germany con i soldi nostri, grazie